Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Ben ritrovati ragazzi in un nuovo video di Batman napoletano. Come state? Io spero tutto bene. Allora oggi in questo video parliamo di alcuni dei 25 giocatori messi in lista trasferimenti da parte del Napoli. Allora i bocciati più importanti messi sul mercato da Massimiliano Allegri e della società SSC Napoli sono 25. Di domenica non sa da chiamare più SSC Napoli, ma sa da chiamare SSC lista trasferimenti. Non si è mai vista una cosa del genere. Che da una parte ci sta pure, essendo che probabilmente il Napoli in questo momento ha una rosa maggiore di quella del Chelsea di 1 o 2 anni fa, essendo che probabilmente ha una rosa di 45-46 giocatori. Allora, i giocatori più importanti o alcuni di questi giocatori messi in lista trasferimenti dal Napoli sono Ferrante, Lindstrom, Lukaku, Rao, Olivera, Milinkovic-Savic, Mazzocchi, Ngonghe, Ambrosino, Russo, Fononuscio, Sgarbi, Asa, Maranucci, Oparedin e Davino. Ovviamente ci stanno altri come Iaccarino, Cioffi, Viotti, però i più importanti sono quelli che vi ho nominato. Allora, voglio giocatori come Marianucci, Asa, Ambrosino, Russo, oppure anche Emanuele Rao, sono giocatori giovani che il Napoli deve puntare. Bisogna puntare su questi giocatori come fanno club europei, ma questa è una cosa che non fa solo il Napoli, ma fanno anche vari club italiani che non puntano sui giovani. Quindi andiamo a puntare sui giovani, soprattutto quelli che sono nati nel vivaio del Napoli e che stanno sorprendendo in questi anni come Emanuele Rao, Ambrosino, Russo e molti altri. E poi non ci sono ovviamente solo questi, ma ci sono anche alcuni che sono stati presi da altre squadre per fare la riserva di alcuni giocatori, come per esempio andiamo a vedere Marianucci che doveva fare la riserva di Rachmani, oppure per esempio andiamo a vedere Luis Asa, un giocatore giovane che a me piacerebbe, oltre a vederlo, oltre Rao, Sgarbi e Russo, è Noah Obarentin e Colisaco, che ho visto qualche spezzone di alcune giocate e mi sono piaciuti molto. Poi, diciamo, abbiamo anche delle sorprese da parte del Napoli, perché la prima è Lukaku, che poi dico io, ti vai a vendere a Lukaku e poi non ti vai a vendere Politano. Secondo me è meglio che ti vai a vendere Politano. Perché, diciamolo, Politano, la sua era al Napoli è quasi terminata. Diciamo, il Napoli lo vuole prendere solo per esperienza. Poi un'altra sorpresa è Olivera, che chi se l'aspettava, forse è stato messo in vendita perché Spinazzola ha rinnovato fino al 2028, non si sa. Poi abbiamo anche giovane, che secondo me bisogna puntarci. Abbiamo Milinkovic-Savic, che per me è una delle scelte più azzeccate che ha fatto il Napoli in vendita. Poi Mazzocchi, per esempio, per me non deve essere venduto perché un napoletano nel Napoli va sempre tenuto, anche se può generare qualcosa di soldi in più. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Ciao, aiuto!